Amici bellini, lo so, voi magari in questo momento vi state vedendo l'Atalanta ed è pure giusto, perché se dovessimo passare noi quelli affrontiamo. Gli hanno dato un gol, ne parliamo con calma. Dato che non c'è conferenza, non c'è, sto aspettando conferenza, niente, conferenza, ci pensiamo noi, facciamo un po' di ipotesi. Voi mi vedete con queste cose, c'è un motivo, cominciamo. Gli amici bellini devono mettere i like perché vi è sembrato male. Vi è sembrato male, però sta cosa è un poco, come si dice, un poco vedi? Poi non dura la calvizie, e allora è meglio, secondo me, così, ecco. Sembra che, insomma, è un virus da cui non voglio guarire. Il Vesuvio, la forza, la maglia. Io voglio vincere anche le partite dell'oratorio. Fa un po' impressione questa cosa, lo so. Benvenuto Davide Correale. No, risolviamo un attimo, perché sennò vado veramente in seria difficoltà. Ma ci siamo, ragazzi miei. Allora, no, prima di tutto lasciate un like per queste cose. Sto creando dei filtri. Se non lasciate un like su queste cose qua siete completamente pazzi, perché io perdo tempo per voi, per farvi una risata, perché il minuto di collera deve essere sempre più breve, e va benissimo così. Bentornati a tutti i nuovi eroi, i vecchi eroi e tutti i semi-eroi. E andiamo ad affrontare con un po' di lavagnetta questa cosa qua. Io la metto direttamente così, boom, assolutamente senza proprio dubbio. Ed è un po', perché c'è il fatto di Spalletti. Allora mo la togliamo un attimo la cosa di Spalletti e torno subito. Voi la vedete questa? Torno subito un attimo su. Allora, molto meglio, molto più fluidi. Bisogna essere fluidi. Allora ragazzi, io faccio un po' di ipotesi, visto che Spalletti non ha parlato, e io mi rendo pure conto che quando chiedo ad alcuni quando chiedo a voi tifosi, a voi amici bellini, ma vi interessa la Coppa Italia, qualcuno mi risponde anche: ma quando mai, che me ne frega, ma mettiamo la primavera, ma ritiriamoci, non ci interessa proprio. Non ammetto questo tipo di mentalità, perché il percorso, perché vincere più partite è meglio, ma al di là di questo non è neanche colpa vostra. Io mi sento di dirlo così, un pochino l'ambiente, con la solita domanda: ma è un obiettivo la Coppa Italia, la Coppa Europa, vi interessa l'Europa League, eccetera eccetera, e quindi si crea questa cosa nell'aria che dobbiamo uscire da tutte le coppe per concentrarsi sul campionato, e manco vincimo su campionato. Quindi non è servito storicamente uscire da tutte le coppe. Vi ricordate quelle volte che abbiamo vinto la Coppa Italia, che abbiamo comunque esultato? Non abbiamo vinto il campionato. Ricordate le volte in cui siamo usciti dalla Coppa Italia? Comunque non l'abbiamo vinto il campionato. Quindi mi sembrerebbe un pochino strano come discorso logico, ma va bene, visto che un pochino l'ambiente giornalistico crea questo, e un pochino anche il Napoli, perché non ho capito, qualcuno magari lo saprà e me lo dirà nei commenti: perché non si fa la conferenza, protocolli Covid, nuove con novità, eccetera eccetera. Cioè si gioca in Europa League, la conferenza addirittura viene messa sul sito così, il campionato, a chi speriamo di sentirla via radio, adesso non la facciamo nemmeno? Ci saranno delle motivazioni valide, e non perché siete voi per primi che snobbate questa Coppa Italia, perché altrimenti mi state comunicando questo. A me interessa, io voglio sentire il mister, voglio diramare dei dubbi, e invece non va bene. Quindi ci sarà un motivo validissimo. Italiano invece con la Fiorentina l'ha fatta la conferenza, quindi diversi protocolli, non lo so. Ma a questo punto noi facciamo delle ipotesi, e io la sparo grossa. Mi rendo conto di spararla grossa. Spalletti, Luciano, sentimi un attimo a me. Abbiamo fatto la cosa con la maschera di Luciano, e se non lo fai riposare adesso, Di Lorenzo, guardami nell'anima. Quando lo fai riposare? Quando? È questo il momento, e ci rendiamo conto, e lo sappiamo, i giovani vanno introdotti piano piano. L'Atalanta sta giocando con un 18enne in questo momento che registriamo il video. Sono andati in vantaggio, ma proprio braccio proprio di Muriel. Io non la devo fare di qua perché sennò non si vede. Proprio qua va la palla, convalidatissimo, va bene. Mertens, Zielinski, pallone qua, Airoldi, l'arbitro che ci capiterà domani,
pallone qua, ferma tutto, proprio senza VAR, l'ho visto io, fallo di mano. Cioè, pallone qua, Zielinski, sulla spalla, fallo di mano, Airoldi che ferma tutto, il nipote d'arte. Adesso gol di Muriel con la palla qua, sul braccio, convalidato, aiuto, signori, aiuto, va bene. Dato che questo è, e dato che Airoldi sarà l'arbitro, metti Zanoli, che non cambia niente, nessuno ti dirà niente. Se Zanoli sbaglia la partita è il momento di far riposare Di Lorenzo. Zanoli, addirittura io metto Tuanzebe in questa parte, e quindi sposto Rachmani qua e metto Juan Jesus qua, perché non credo che Ghoulam ne dobbiamo far fare una terza consecutiva a così breve distanza. A noi ci serve, perché Mario Rui non abbiamo notizie di nuove negatività. Ecco, aspettiamo ancora Zielinski, aspettiamo Malquit, aspettiamo Mario Rui, altri, insomma, quindi non possiamo rischiare né Ghoulam né così. Volevo far riposare anche un Rachmani, ma non è possibile. Quindi Juan Jesus e Rachmani devono giocare e si devono alternare. Ce la sentiamo, Luciano, di far esordire Tuanzebe? Mi rendo conto della difficoltà, voi mi dite nei commenti, Tuanzebe vicino a Zanoli come esordio dal primo minuto potrebbe essere un rischio. Ci ritroviamo alla fine Di Lorenzo, magari con Tuanzebe che esordisce, potrebbe essere una soluzione. E quindi magari Zanoli nel secondo tempo potrebbe essere una soluzione. Lobot mi sa che deve giocare per forza, così come Demme. E qua abbiamo il dubbietto Fabian Mertens. Perché? Perché Fabian sta ritornando, deve ritornare in forma, e sappiamo che Spalletti ama far giocare i giocatori per farli rientrare in forma. Quindi si potrebbe addirittura ipotizzare un 4-3-3 questa volta, cambiare un pochino il modulo. L'abbiamo fatto in passato, quindi non sarebbe una grossa novità. Confermare Petagna in avanti anche per una questione che se lo merita e per non deprimerlo. Petagna qua, Politano per forza qua ed Elmas a sinistra, ovviamente per l'indisponibilità di Zielinski, di Insigne, e Lozano che potrebbe essere convocato in extremis perché si è negativizzato l'ultimo. Se questa dovesse essere confermata con Fabian in campo, si potrebbe anche ipotizzare, e mi farebbe divertire moltissimo, vedere un Demme sottopunta. E voi dite, ma con me non ci metti Fabian sottopunta, che Fabian tira? Sì, però il Demme sottopunta aiuta il primo pressing, perché se ci metti Fabian e Petagna nel primo pressing secondo me andiamo in difficoltà, mentre nel primo pressing con un italiano che fa girare molto la squadra serve un peperino, serve un motorino. Demme, cosa non sarebbe una novità per Spalletti, perché Spalletti spesso ha utilizzato Perrotta da mediano sottopunta, spesso ha utilizzato Vesino, a Spalletti piace far diventare i centrocampisti, anche quelli più mediani, sottopunta, trequartisti, e lo potrebbe fare. Mi divertirebbe moltissimo vedere questa opzione qui con la doppia regia di Fabian e Lobotka da questa parte. Ovviamente ci sono altre possibilità, Elmas al centro con Fabian un po' più spostato sulla sinistra, potrebbe essere un'altra opzione sicuramente. Oppure, ragazzi, se proprio non è il caso ancora di far giocare Fabian, si ricomincerà con Mertens sotto punta e si bisserà praticamente la formazione che ha battuto la Sampdoria con qualche decisione in difesa, perché questo è, e non ce ne sono altri. Non pensiamo che abbiamo risolto tutte le nostre problematiche, siamo ancora molto corti. Lo stesso Meret, che magari sarebbe potuto essere titolare in questa partita, è ancora positivo. Non abbiamo notizie, abbiamo avuto notizie, io ci ho messo Simen qua col punto interrogativo, perché ci hanno detto che è ritornato in gruppo a lavorare col gruppo, penso in maniera blanda. Non penso che debba essere nemmeno convocato per questa partita, magari per la prossima una convocazione senza giocare, magari qualche minuto in quella successiva, quindi non Bologna ma magari Salernitana. Direi di non accelerare per non rischiare, però questi siamo e dobbiamo fare una Coppa Italia dignitosa. Se si dovesse, il braccetto l'avete visto, no? Atalanta che già sta in vantaggio, e mo vediamo, eventualmente la Juventus, non lo so poi come si va avanti. Però oggi ci sta anche la Supercoppa, c'è la Supercoppa di Spagna, voglio dire, mamma mia, rumori che non voglio approfondire. Supercoppa di Spagna, Barcellona Real Madrid alle 2, ma alle 3 c'è
c'è la Supercoppa italiana e quindi ce le vediamo tutte, non lo so, potrebbe uscire uno short, non lo so. Ho detto short, non ho detto niente di che. Da New York, Valerio Fluido è tutto, quando dico le 2 e le 3 sono i fusi orari, perché da New York questo è. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Non snobbate la Coppa Italia, se questo video non raggiunge le visualizzazioni adatte vuol dire che state snobbando la Coppa Italia, che quelli che ci tengano mettano più like possibile, perché mi vado in frema, vado su tutte le furie, sto montando su tutte le furie, ho montato su tutte le furie. Che film è? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.